Buongiorno a tutti quanti. Questo è un grande giorno, perché è un giorno in cui andremo a portare, a riaccendere la luce nel nostro Veneto ottenebrato dall'inferno fiscale e civile dello Stato italiano. Un po' di luce che per certi aspetti abbiamo già assaporato, no? Le immagini che ogni tanto vediamo sono le immagini di un qualcosa che aveva colto di sorpresa il sistema e lo Stato in cui noi vivevamo, perché non era preannunciato, perché avevamo ottenuto un risultato attuando una strategia particolare che, se vi ricordate, avevo chiamato strategia alla Tazia Nuvolari, ovvero procedere a fari spenti, magari con i tuoi avversari o competitori che ti sottovalutano, e di notte, quando nessuno ti vede, passare dalla quinta, dalla sesta, dalla quinta alla quarta, alla terza, alla seconda, e poi al mattino, quando riappare la luce del giorno e tutti riappaiono alla vista, tu ti trovi primo, davanti a tutti, con sorpresa di tutti gli altri. Questo era successo con quello che costituisce il nostro patrimonio. Oggi ci troviamo di fronte a una sfida ancora più grande, perché quella è la nostra legittimazione contrattuale ad agire oggi. E quindi ora dobbiamo passare dall'essere, che è quel momento in cui abbiamo acceso la prima luce, al fare per la nostra piena indipendenza. Andiamo a capire qual è, io la chiamo la pozione segreta, perché siamo riusciti, perché stiamo riuscendo e perché ovviamente riusciremo nei passaggi prossimi. Tutto parte da qua. L'abbiamo già detto, ma ricordiamolo. Non è un qualcosa così di banale, no. È la fonte del diritto veneto, la fonte primaria del diritto veneto. Un qualcosa che abbiamo creato e che costituisce il nostro patrimonio politico. Questa deve essere la consapevolezza, l'hanno detto più delegati, più relatori nel corso della mattinata, ma dobbiamo esserne consapevoli, perché se non siamo consapevoli del nostro patrimonio, ricadiamo come veneti nel solito meccanismo dei veneti inconsapevoli del valore che creano o che hanno creato. Da cosa è costituito il nostro patrimonio? Vediamolo, il referendum, con i suoi risultati. Il referendum che nella nostra Europa, che è scossa dalla volontà di indipendenza, ha ottenuto il risultato più clamoroso da parte di un popolo a favore della propria libertà. E considerato il fatto che questo referendum nasce, e poi andremo anche a vedere più avanti le ragioni giuridiche di questo, da un'iniziativa civica privata, come non poteva essere altrimenti, ovviamente l'abbiamo corredato di quegli atti pubblici che gli dessero questa qualifica di patrimonio politico che noi ci stiamo spendendo e in virtù del quale noi stiamo attuando la nostra politica. Ovvero abbiamo fatto una certificazione tecnica da parte della prima società informatica italiana, che detiene più dell'8% della quota di mercato della vendita di servizi informatici in tutta Italia, quotata in borsa a oltre 7.000 dipendenti, che ha detto sì, ci siamo, i dati sono corretti,
i processi sono ok, come hanno certificato il 28 marzo di quest'anno a Venezia gli osservatori internazionali riunitisi per dare al pubblico notizia della loro relazione finale sul referendum. Non l'abbiamo mai citato, ma c'è stato anche un riconoscimento politico effettivo, perché portare il candidato governatore della regione Veneto, dello Stato italiano, della prima forza politica per consensi ricevuti nelle ultime elezioni politiche del Parlamento italiano, a firmare un protocollo d'intesa vincolante in cui riconosceva la legittimità del referendum tenuto e in cui riconosceva la legittimità e sosteneva, si impegnava a sostenere l'azione della delegazione dei 10 per far riconoscere l'indipendenza della Repubblica Veneta a livello internazionale, è un fatto politico, ovviamente taciuto dai media perché è un grande fatto politico, e quindi i media di un regime dittatoriale come quello che in effetti è da un punto di vista informativo lo Stato italiano, non lo dico io, ma lo dicono le organizzazioni che monitorano lo stato di libertà dei sistemi di informazione di tutto il mondo, e lo classificano come unico paese non libero dell'Europa occidentale assieme alla Turchia in fatto di libertà di stampa. Questo è il nostro patrimonio politico. Dovete esserne consapevoli, portarlo con voi, ricordarvelo ogni volta che qualcuno vi dice qualche favoletta o porta fuori qualche giochino di altro tipo. L'albero dell'indipendenza, il tiglio, no? L'albero sacro ai veneti. Il tiglio era l'albero in cui i nostri avi si ritrovavano in ogni paese per decidere le cose importanti di quel paese. Ha cominciato a fortificarsi e a crescere secondo un piano operativo, attuale e attuativo, che si è composto di diverse fasi, le abbiamo ricordate, e oggi andremo anche a vedere le fasi, cioè l'azione politica per i mesi a venire. E lo facciamo oggi perché ovviamente abbiamo messo in previsione dell'inverno, come fanno gli animali, no? Che raccolgono le ghiande per passare il periodo freddo e avere le riserve per portare avanti il periodo dell'anno più complesso. Noi abbiamo messo da parte delle belle ghiande, cioè dei bei risultati, che ovviamente per una questione di riservatezza strategica non abbiamo divulgato, e se ci consentite nella loro completezza non possiamo nemmeno divulgare nemmeno oggi, ma dei quali vi faremo assaporare ovviamente alcuni aspetti importanti. Oggi facciamo una fotografia. Dove ci troviamo, cosa facciamo, perché altrimenti non possiamo capire dove vogliamo andare, quali sono gli obiettivi che tracciamo. Piccola fotografia, perché comunque fuori, come ci ricordava prima l'ingegner Sandro Colombo, c'è ancora l'Italia che imperversa. Certo, un'Italia che però dobbiamo certificare è in coma socio-economico. Per qualche mese c'è stata, come dire, qualche illusione, l'Expo, qualche punto sopra lo zero di apparente ripresa dal coma che in realtà certificava solo uno stato vegetativo profondo dell'economia e della società civile italiana. Anzi, oggi, come certificato dei maggiori quotidiani finanziari, anche adesso, siamo di nuovo sull'orlo della recessione, perché nel momento in cui c'è una frenata dell'economia mondiale o comunque alcuni segnali di crisi, è chiaro che quell'effetto traino che questa portava anche allo Stato italiano viene meno, e se questo effetto traino portava al più 0,2, più 0,1, più 0,3 di crescita sul PIL, adesso ritorniamo gloriosamente a fregiarci del titolo meno, come ahimè
complesso in cui ancora siamo inseriti da un punto di vista concreto come entità statuale. Anzi, i segnali di questi giorni sono incredibili, perché vedere un governo che di domenica a sorpresa convoca un consiglio dei ministri straordinario per far cosa? Per dare l'aiutino e salvare le banche degli amici, 4 miliardini di euro più un'altra ventina di miliardini di garanzie, e che poi promette un bonus ai giovani che di fatto è semplicemente voto di scambio solito finanziato col debito pubblico, un giochino che pensavamo in un qualche modo fosse finito, ma in realtà ritorna, anzi non è mai andato via. Di fatto tutto ciò significa una cosa: il sistema in cui siamo noi è caratterizzato dalla pura autoreferenzialità. Cosa vuol dire? Il nulla del nulla riempito del niente, condito dai bla bla bla. Questo è. Ma non solo a livello di governo italiano, ma anche ovviamente e a maggior ragione a livello di rappresentanti, autorevoli rappresentanti veneti, nelle diramazioni varie dello Stato italiano, compresa regione, comprese quel che resta delle province, comuni, compreso il sottobosco di aziende pubbliche e per non parlare delle organizzazioni di categoria, le care organizzazioni di categoria, no? Care nel senso che costano, non nel senso che ci siamo affezionati, costano tanto da drenare il 52%, no? Delle risorse pubbliche. Attenzione però, ogni tanto si dice guarda il tabellone e guarda l'orologio, quanto tempo manca alla fine della partita, o qual è il momento in cui ti trovi a giocare. Cosa succede? Cosa siamo adesso? Fine novembre 2015, cosa succede nel mondo? C'è un momento particolare. O meglio, noi prendiamo coscienza ogni settimana che il quadro cambia. Pensate a 2 settimane fa, prima che Parigi piombasse nel terrore assoluto, prima che Bruxelles sembrasse una città sotto assedio, con le scuole chiuse una settimana, la città chiusa per 2 settimane, con la sicurezza, la polizia, l'antiterrorismo che consiglia di restare a casa, eccetera. Allora, cosa succede in realtà? Quello che è successo la settimana dopo. Questa settimana sembra già passato, ma è qualche giorno fa. È qualche giorno fa che è avvenuto qualcosa. Questi sono segnali, sono come le crepe, no? Che vedi. Vi ricordate, noi siamo molto, almeno le persone che hanno qualche anno in più, affezionate a quello che è avvenuto, ahimè affezionate, purtroppo tristemente colpite nella memoria da quello che è avvenuto nel Vajont. Ma il Vajont non è stata una tragedia a sorpresa. I segnali che stava avvenendo quel grande cambiamento orografico, naturale, che poi si è tramutato in una tragedia per gli uomini che abitavano quella nostro lembo di terra, erano stati segnali che stava avvenendo questo grande cambiamento, erano evidenti, erano forti. Chi viveva in quelle zone non dormiva la notte dai terremoti continui che davano il senso del grande cambiamento che stava avvenendo. Quello che sta avvenendo in questi giorni è esattamente, per fare una parafrasi, un paragone un po' particolare, è esattamente la stessa cosa. Sono i segnali dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo e che stanno mutando il quadro geopolitico in cui noi siamo inseriti. Avvengono qui, avvengono nel nostro scacchiere, nel nostro quadrante.
non avvengono mica altrove. Certo, magari noi un po' distratti, perché comunque poi riparte la serie TV che è tanto bella la sera, quindi poi la notizia del telegiornale un po' va un po' in dimenticatoio dopo 1 o 2 giorni che cambiano le headlines, perché c'è quella serie TV che è veramente bella, è tanto bella, e quindi dopo tu la guardi, poi te gassono, e dopo mattina dopo te parti a lavorare, e quindi quel terremoto che preveniva il dramma del Vajont l'hai già dimenticato. Ci sono dei cambiamenti macroeconomici impressionanti, noi ve li abbiamo dipinti, poi ne vedremo qualche anche qui snapshot, qualche rappresentazione veloce, perché le abbiamo già dette, quindi vogliamo solo riportarvela alla memoria. E poi c'è quel grande strumento, cos'è? Noi ho scritto qui Startup Venture Capital, cosa vuol dire? Beh, usiamo anche qui un'immagine del passato, è esattamente quello che era il Nilo per l'antico Egitto, la fonte di vita, anzi la fonte di civiltà, perché l'antico Egitto ha rappresentato una grande civiltà umana, anzi qualcuno ha detto che era così grande che forse erano extraterrestri, perché dice, gli uomini non possono aver fatto robe così grandi, no? E tutto ciò nasce dall'acqua del Nilo, di un fiume, di un grande fiume. Ecco perché noi insistiamo sull'aspetto economico, perché i soldi, l'aspetto economico, i capitali nella nostra società contemporanea sono come l'acqua che permette di riattivare il ciclo economico, il ciclo della vita, il ciclo della cultura, della civiltà. Venezia era grande non così solo perché c'erano tante persone intelligenti e colte che contemporaneamente in un certo arco storico la abitavano, ma era grande perché aveva una grande forza mercantile, economica, commerciale, che permetteva anche alle arti liberali di trovare terreno fertile. Pensate che nel 1500, quando Venezia si trovava alla vigilia, se vogliamo, della Siria di oggi, cioè perché nel 1508 è partita una grande coalizione internazionale, la Lega di Cambrai, che vedeva unite tutte le potenze dell'epoca per distruggerla. L'obiettivo era diverso, perché Venezia non era fucina di terrorismo, ma era fucina anzi di civiltà, di ricchezza. Il problema era quello che le potenze dell'epoca volevano andare a rubare questo grande tesoro che i nostri avi avevano costruito. Beh, in quell'epoca, nel 1500, in Europa c'erano 70 tipografie. Su 70 tipografie, 50 erano nella Repubblica Veneta. 13 sono a Treviso. Pochi anni prima, nel 1478, era stato stampato il primo libro di matematica mai stampato prima dall'uomo nella storia, l'arte dell'abaco. Qua, casa nostra, da noi altri. Perché? Perché comunque avevamo saputo creare, anche poi effettivamente nell'aspetto idraulico vero, un grande Nilo che alimentava la nostra civiltà. Beh, quell'ultimo punto è il Nilo, che oggi esiste, che caratterizza le economie che crescono. E questa è una foto incredibile, che se la vogliamo andare a vedere, la CNN, che per un giorno intero pubblica un interrogativo incredibile che mai avremmo potuto pensare per 50 anni nella nostra placida Europa, che rappresentava, se vogliamo, nella parte occidentale quantomeno, l'esempio della tranquillità garantito da quella sigla. È questa la fine della NATO? Ovviamente la risposta è ancora no, ma la domanda di per sé, che campeggia
su CNN per un giorno è emblematica e che nasce dopo i fatti al confine della Turchia, dove per 17 secondi un aereo russo era entrato ed è stato abbattuto. È ovviamente un fatto di per sé, uno lo può guardare come un piccolo evento, ma se tu lo guardi inserito in tutto ciò che avviene, è un esempio di quei terremoti che prevenivano il cambio. Un cambio geopolitico. Cosa sono quelle strisce colorate che ormai conosciamo a memoria? Beh, le conosciamo molto bene perché prendono il nome da un nostro grande connazionale, no? Le Silk Road, le vie della seta, le nuove vie della seta, prendono il nome dal Marco Polo, che per gran parte le aveva tracciate molto secoli or sono, e che oggi tornano di attualità perché sono i nuovi grandi corridoi, no? Tracciati e ispirati dalla Cina, provati dalla Russia, avallati anche dagli Stati Uniti d'America, l'ultimo forum dell'APEC, al penultimo forum dell'APEC, che riunisce i paesi che fanno assieme il 58% del PIL mondiale, e che, andiamo a tradurle, significano 21 triliardi di dollari, così, dollaro più, dollaro meno, euro più, euro meno, di investimenti, 21 mila miliardi di dollari di investimenti già iniziati. Vedete voi dove si uniscono? Vedete voi qual è il baricentro delle vie di terra e di mare? Si unisce a Piazza San Marco. Per terra, per mar, si diceva, no? San Marco. Sì, per terra, per mar, San Marco. Quello è il Nilo in termini di sviluppo della civiltà. Bene. Vediamo un altro esempio di un'altra forma di Nilo moderno. Sapete cosa sono queste? Questa è la mappatura degli hub di nuove attività di start-up ad alto know-how che stanno crescendo in Europa. Vedete, ci sono hub dove quel numerino all'interno indica quante sono, e si parla di migliaia di imprese, quante sono e dove si collocano gli hub di nuove aziende innovative che ricevono finanziamenti privati perché ovviamente promettono alti rendimenti. Guardate, coprono tutta Europa, non l'abbiamo fatta noi questa mappa, l'ha fatta la Commissione Europea, l'ho trovata nel sito startup.eu e c'è un solo buco. C'è un solo buco che in termini economici rappresenta il deserto, dove il Nilo non scorre. Il deserto che implica e spiega perché le nostre imprese sono ridotte così come sono ridotte. Vedete, nel mondo gli imprenditori ormai non fanno più impresa con i propri soldi, con i propri capitali. Non esiste, solo qui da noi. L'imprenditore è l'aspetto cruciale di un particolare mercato dove i grandi capitali cercano grandi idee. Noi siamo esclusi da questo, o eravamo esclusi. Come capite, per affrontare le sfide serve avere una visione globale. Noi questa in un qualche modo l'abbiamo maturata, non è la prima volta che diciamo queste cose. L'abbiamo maturata e serve avere la capacità
di inserirsi in progetti internazionali, altrimenti giochiamo, altrimenti, muoviamo l'aria, altrimenti sventoliamo le bandiere, che va bene, cioè perché ci fa star bene, ma non cambia la situazione di fatto in cui siamo, non cambia il fatto che lì fuori c'è l'Italia. Questo è un esempio. Vedete cosa sono quelli? Ci sono dei paesi del mondo, sono 28, diversamente colorati. In blu scuro avete dei paesi che mettono i capitali, dove ci sono organizzazioni che mettono i soldi. In azzurro più chiaro ci sono paesi che ricevono questi investimenti, imprese di quei paesi che ricevono questi investimenti. In fucsia ci sono paesi che mettono soldi e ricevono investimenti. Questo è un evento che si è tenuto pochi giorni fa, un paio di settimane fa, non molto distante da qua, un'ora e mezza, neanche due, quindi se vai a Belluno ci metti di più, in cui oltre 100 grandi venture capital, quindi rappresentanti di grandi fondi di capitali, che assieme rappresentavano diverse volte il debito pubblico italiano, si sono incontrati con oltre 500 imprenditori di quei paesi rappresentanti o in fucsia o in celeste chiaro, 16 paesi che rappresentano la nuova Europa. Il più grande evento di investimento che si sia tenuto in tutto il sud-est Europa. Di questo evento mi onoro personalmente di essere stato anche partner in vostra rappresentanza, in rappresentanza di quello che noi stiamo creando. Qualche foto, questo lo conoscete, e lì ci sono un bel po' di investitori. Qui vabbè, fatto solo perché così mi riconoscete un po' meglio. Qui invece ci sono altri rappresentanti della Banca Mondiale, delle Nazioni Unite, riuniti attorno a un progetto che riunisce diversi paesi sulla creazione di sistemi da mettere a disposizione dei cittadini per controllare la spesa pubblica degli stati. Vabbè, è solo per darvi dimostrazione per quello che si può dire, ed è una piccola parte, di cosa stiamo facendo. Come tazze nuvolari. Abbiamo solo acceso un pochino i fari di posizione solo perché voi possiate vedere dove siamo e cosa stiamo facendo. Come se ne esce da quell'inferno che è lì fuori? C'è un piano giuridico, c'è un piano economico e c'è un piano geopolitico e macroeconomico. Il piano giuridico, prendiamone atto. Entriamo anche nel dettaglio delle cose di casa nostra che magari qualcuno dei convenuti conosce meglio. Quest'anno è avvenuto un fatto, è avvenuto che lì fuori quel mostro, quell'inferno civile e fiscale di nome Stato italiano, attraverso uno dei suoi organi istituzionali fondanti più importanti, la Corte Costituzionale, ha emesso la sentenza 118/2015. Non entro nel merito che sia giusta o sbagliata, l'ha emessa e questa è vincolante per tutti gli organi dello Stato italiano, per tutte le rappresentanze istituzionali dello Stato italiano, che questo piaccia o che questo non piaccia. Questo non ci riguarda. Potrà riguardare altri, da quella sentenza si evince che non solo, per esempio, il Consiglio regionale del Veneto
la regione del Veneto, ma nemmeno il Parlamento italiano può fare alcun atto, compreso l'indizione di un referendum, di un nuovo referendum, in tema di indipendenza del Veneto. Questa si chiama pietra tombale per chi opera o intende operare attraverso le istituzioni italiane avendo come obiettivo l'indipendenza del Veneto, perché ci deve spiegare o ha un piano di sovvertimento militare della Corte Costituzionale, di tutti gli organi dello Stato italiano, che sia credibile, che sia fattivo, operativo, per carità, noi sicuramente non vi parteciperemo perché non siamo, noi siamo pacifici, noi siamo non violenti, però prendiamo atto che c'è qualcuno che ha una capacità operativa in tal senso. Non mi sembra, dalle informazioni che ho io, nessuno ha né Sukhoi 24, ma neanche né Sukhoi né Verse né altro, insomma non c'è quella capacità operativa. Quindi chi opera all'interno delle istituzioni italiane, compresa la Regione Veneto, portando avanti un obiettivo indipendentista e non ha un piano operativo concreto per sovvertire quelle istituzioni italiane che hanno messo quel blocco, o è un povero illuso o pensa che chi lo ascolta sia un povero illuso e quindi è un bugiardo, a liar. You are a liar. Sei un bugiardo se dici questo. E le bugie non vanno bene. Diversamente è se prendiamo atto di quello che è l'orientamento del diritto internazionale secondo il più recente pronunciamento, per esempio, dell'ONU attraverso la Corte internazionale di giustizia dell'ONU, che il 7 luglio 2010, con il proprio parere sul caso del Kosovo, ha detto: attenzione, noi non entriamo nel merito ovviamente degli stati che fanno i loro atti, no, però qui, interpellato dalla Jugoslavia, non dal Kosovo, interpellato dalla Jugoslavia, la Corte internazionale di giustizia ha detto: ma qui il Kosovo non ha violato alcuna norma del diritto internazionale, perché la dichiarazione di indipendenza del Kosovo è avvenuta per tramite di un Parlamento che si sono eletti per i fatti loro, ovvero il Kosovo non è un'istituzione dello Stato della Jugoslavia, è un'istituzione privata che si è auto-organizzata e noi, Corte internazionale di giustizia, di questo prendiamo atto e diciamo che non hanno violato il diritto internazionale, che erano nel diritto in fare ciò che hanno fatto. Ehi, noi veneti abbiamo fatto qualcosa che è meno rivoluzionario del Kosovo, perché noi il referendum l'abbiamo fatto, loro non l'hanno nemmeno fatto. Ergo, quello è il percorso. Non c'è altra strada libera, sono tutte chiuse. Noi siamo usciti prima che chiudessero anche quella, perché come l'avrebbero potuta chiudere? Come l'hanno chiusa i catalani, facendogli fare una consulta, vi ricordate il 9 novembre dell'anno scorso, che di fatto è diventata una consulta priva di valore per loro stessa ammissione. E invece noi no, come è stato riconosciuto in più di qualche scritto e studio da parte di studiosi di diritto internazionale, compresa una ragazza italiana molto sveglia. Noi abbiamo fatto qualcosa di assolutamente incredibile, e questa ragazza diceva, questa studiosa, questa esperta a livello europeo di diritto internazionale, diceva: ma è incredibile che non li abbiano arrestati tutti lì in piazza Treviso. Quella è stata la manifestazione di impotenza dello Stato italiano di fronte a un atto rivoluzionario. Cosa fanno? Ci arrestano dopo un anno e mezzo?
Tutti? Beh, se ci arrestano tutti dopo 1 anno e mezzo riparte l'economia, perché per mettere in galera 2.100.000 persone bisogna costruire un bel po' di carceri, e quindi l'edilizia sicuramente col debito finanziata dal debito pubblico ripartirebbe senz'altro. Però viva Dio, non lo credo più un qualcosa che lo Stato italiano possa percorrere. Come si dice dalle nostre parti, seraria staia dopo che si scampae e bestie. E noi bestie venete siamo già scappati giuridicamente e non intendiamo rientrare nella stalla italiana per nessun motivo. Giuridicamente abbiamo un asso che nessuno ci può togliere. E guardate che è lo stesso asso che ha permesso agli Stati Uniti d'America di diventare indipendenti da un punto di vista giuridico. Perché gli Stati Uniti d'America hanno e festeggiano come propria festa nazionale più importante il 4 luglio, in ricordo del 4 luglio 1776, quando a Filadelfia solennemente dichiararono la loro indipendenza. Ma l'indipendenza effettiva, concreta, cioè quando potevano dire che al di fuori di quella porta da dove avevano fatto la dichiarazione non c'era più, in quel caso, la corona britannica, ma c'erano gli Stati Uniti d'America con le loro istituzioni sovrane, è stato 7 anni dopo, nel 1883. Fuori dalla porta non c'era più lo Stato che gli impediva di esercitare la propria indipendenza. Quindi, e ricordiamocelo bene, la nostra festa nazionale sarà il 21 marzo. Bene, noi siamo il movimento, l'organizzazione del fare, dall'essere al fare, no? Dall'essere al fare. Come? Beh, è chiaro, con i veri eserciti della contemporaneità, che non sono quelli che ogni tanto riempiono le prime pagine o le notizie di apertura di telegiornali, ma sono gli eserciti economici, sono gli strumenti della modernità nell'economia che l'Italia ovviamente non può usare per più motivi. Primo, perché non ne hanno né l'interesse, non ne hanno la cultura. Secondo, non gli conviene proprio, perché questo creerebbe libertà, creerebbe indipendenza, e questo non lo vogliono fare. E soprattutto creerebbe un sistema economico che non dipende più da loro. Non dipende più da loro attraverso le istituzioni o attraverso il sistema bancario. Beh, tutti noi sappiamo che il nostro sistema economico in Veneto, ma anche nelle regioni italiane, è caratterizzato da una caratteristica: è dipendente al 100% dal sistema bancario. Nei paesi civili non è così. Negli Stati Uniti d'America la quota di finanziamenti da capitale privato è 9 volte superiore a quella proveniente dal sistema bancario. Ma è così in tutto il mondo. È quella mappa che vi mostravo prima, che sta coinvolgendo anche l'Europa. E noi stiamo attuando questo, come ben sapete. La tessera. No, scusa. Sapete tutti cos'è, vero? Questo è lo strumento. Il club plebiscito.eu, di cui siamo onorati anche, fa parte da qualche giorno un grande imprenditore che era salito alle cronache, come sapete, perché era stato costretto a
installare il maglio più grande del mondo, non in Veneto, perché la politica italiana, per 1000 motivi che possiamo ben immaginare, visto lo sport dei nostri politici, lo sport preferito dei nostri politici, che è rubare. A volte direttamente attraverso le tasse, a volte attraverso l'esercizio tangentizio o attraverso pratiche simili. Questo imprenditore è stato costretto a installare il maglio più grande del mondo in Texas, perché lì gli ha detto: se è casa tua, te fa quello che te vuoi. Così come è stato costretto a investire in Galles o in Carinzia, perché gli hanno detto le stesse cose: sei il benvenuto qui, porti lavoro, porti benessere, porti crescita economica. Da noi no, porti benessere, crescita economica no. O fai parte del nostro salottino, o fai parte delle nostre associazioni di categoria dove facciamo le nostre cosine tutte assieme. Oppure, se tu intendi fare solo l'imprenditore, portare benessere nella società, nel territorio, non sei il benvenuto qui da noi. Via, andale. Questo imprenditore, che invece crede che attraverso il lavoro, la crescita, come tanti imprenditori veneti, si porti il benessere nel nostro territorio, ha aderito alla nostra business community, e spero che aderiscano molti altri imprenditori. Le vie d'uscita, quello che vi dicevo prima: rischio opportunità, una finestra di 12-18 mesi e i cambiamenti saranno plastici, saranno avvenuti, non si torna più indietro. Poi adesso siamo nella fase elastica in cui si può giocare, ma veramente giocare. Dopo, quando sono avvenuti, ciao. Per altri 50 anni, 100 anni, la situazione resterà stabile. Il Veneto indipendente o lo si fa ora, oppure sarà molto più difficile farlo dopo. Noi gli diamo scacco matto a questi qui. Le mosse sono tante, c'è quella del diritto, c'è quella dell'economia, c'è quella dei progetti. Ma noi gli diamo scacco matto, perché nel momento in cui, attraverso il mettere assieme tutte queste fasi, noi creiamo un sistema economico che permette agli imprenditori che entrano nella business community veneta di essere indipendenti di fatto dal sistema bancario italiano per la crescita, per il finanziamento dei loro progetti, dei nuovi progetti, dei nuovi investimenti, gli abbiamo dato scacco matto. Dopo è solo una questione di, col cavallo, di mangiarci il re del loro sistema, e per quello siamo pronti, perché sappiamo già cosa faremo, no? L'abbiamo già anticipato e poi alla fine lo vedremo. Facciamo come l'Estonia. L'Estonia è un piccolo stato che aveva un grande problema perché aveva un vicino ingombrante, e quindi a un certo punto addirittura il suo territorio era un problema, perché poteva essere facilmente conquistato in questa situazione. Cosa ha fatto? Si è creato un'identità digitale che non gliela può rubare nessuno. Ha creato uno stato digitale dove stanno arrivando finanziamenti, tra l'altro, tra parentesi, da tutto il mondo, perché è una grande, grande innovazione. Noi faremo qualcosa di quel genere, ma fondamentalmente, perché ciò avvenga, è importante che noi diamo la spinta economica al nostro piano, perché questo si attui, perché noi si sta parlando di progetti
con tanti zeri dietro. È inutile negarcelo. Non esiste nulla di facile. Non esiste nulla a buon mercato lì fuori. Niente. Sì, noi abbiamo fatto un progetto straordinario che prevede tutto, ma è un progetto che ha bisogno dei veneti in tutti i sensi perché si attui. Non possiamo più attuare un piano scientifico strutturato di tale portata con la filosofia di un'armata Brancaleone. Avete sentito anche gli interventi, no? Si stava commentando prima al tavolo di oggi come sia aumentata la qualità rispetto al recente passato. Perché? Perché non scherziamo più? Basta? Quei ragazzi che vedete vestiti in scuro al lato, che sono qui to protect and to serve, sono un esempio di un'organizzazione di tipo diverso che ci siamo dati. E quindi la qualità emerge. Ma c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di voi. Perché il dilettantismo, purtroppo, può andare bene per una fase romantica che è anche fondamentale per dare il là e far partire la cosa, ma non ti può portare a vincere. Non ti può portare al successo. Perché il romanticismo non basta. È stupendo, ma lo faremo dopo, quando scriveremo i libri sulla conquista della libertà. Quando faremo i film sulla conquista della libertà. Allora la fase romantica che ha caratterizzato la prima e fondamentale parte della nostra azione avrà la maggiore raffigurazione, perché è quella che ti prende il cuore e te lo scalda. Oggi però dobbiamo fare il passo in più. Dobbiamo essere determinati, dobbiamo essere lucidi, dobbiamo essere, consentitemi, spietati nel voler attuare il nostro obiettivo. In senso positivo. Siamo le persone più buone del mondo. Però in tema di libertà e indipendenza non intendiamo fare un passo indietro, se voi ci aiutate. Economia, politica, abbiamo la base giuridica, tecnologia. Tra le varie cose, anche grazie alla struttura di cui vi ho dato solo qualche fotografia e qualche rappresentazione sintetica, siamo venuti a contatto, per esempio, con i maggiori progettisti di quei sistemi che vi citavo prima, che in Estonia stanno catturando l'attenzione di tutto il mondo, e stiamo collaborando per creare in Veneto, nella Repubblica Serenissima di Venezia, un'esemplificazione ancora più importante della vita di una nazione, della vita digitale di una nazione, che gli consente di arrivare alla libertà. Signori, questo è il progetto per l'indipendenza. Sembrano tutte componenti che vanno per conto proprio, eppure noi le abbiamo create, dall'essere al fare, dal referendum al Parlamento, alle varie certificazioni. Le chiamiamo le consuetudini di diritto veneto, no? Perché comunque la Serenissima aveva un quadro consuetudinario, anche dal punto di vista giuridico, più di common law
che di civil law. E noi in un qualche modo stiamo ripercorrendo lo stesso criterio. Il club, la business community, i progetti economici che ci consentano di attivare la Veneta Repubblica Digitale, che ci consentano come popolo di avere un ambito all'interno del quale non c'è l'Italia. Non abbiamo nulla contro l'Italia, però ci siamo stufati di mantenerla a sbaffo. Ci siamo stufati di vivere in un inferno civile. Ci siamo stufati di vivere in un inferno fiscale. E quindi si torna fuori. Si torna fuori attraverso due principali situazioni politiche. Usciremo nei primi mesi dell'anno, da febbraio, con una raccolta firme che correderà della volontà dei cittadini del Veneto, un ricorso che presenteremo alla Corte dei diritti dell'uomo, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché avendo noi ricevuto un mandato contrattuale vincolante da parte della popolazione del Veneto, ci troviamo di fronte a un grave sopruso che viene effettuato dallo Stato italiano nel momento in cui impedisce comunque alle sue istituzioni di attuare un percorso di autodeterminazione che sia di carattere istituzionale. E quindi noi, portatori dell'unico mandato di autodeterminazione soggettivo, di base privata, ci rivolgiamo all'unica corte, alta corte che c'è in Europa, che permetta ai cittadini in forma aggregata di appellarsi contro le decisioni di uno Stato. Porteremo ovviamente questo ricorso firmato da me e da chi vorrà unirsi a me e firmato da tutti i veneti che si uniranno a noi in questa causa allo Stato italiano. Contemporaneamente sul piano dell'azione faremo un'altra raccolta firme di tipo tecnico, ovvero andremo a creare una sorta di richiesta di referendum, chiamiamolo pure strumentale, per poter accedere ai dati anagrafici aggiornati di tutti i cittadini veneti. Questo perché ovviamente voi dovete sapere ogni anno una base dati anagrafica si deteriora circa dell'8%, in circa 2 anni quindi si arriva al 16%, e nel momento in cui noi faremo un'azione di tipo politico per alimentare la piattaforma digitale e alimentare i cittadini e stimolare i cittadini al suo ingresso, abbiamo bisogno di tutta la base dati e non di quella che diventerebbe, considerando anche l'inefficienza del sistema postale che va per un altro 8%, solo al 70% della base di cittadinanza dei cittadini veneti. Dobbiamo andare a interpellare nuovamente tutto il 100% dei cittadini veneti. E quindi faremo anche questa seconda raccolta firme, che di fatto sarà una sorta di referendum, solamente ad uso strumentale. Contemporaneamente, questo sul piano dell'azione, e lo faremo nel territorio. Per cui prepariamoci da febbraio all'incirca, insomma appena il freddo ci consentirà o da fine gennaio, se sarà clemente il tempo, di uscire.
prepariamoci ad uscire per raccogliere nuovamente su questi due filoni la volontà dei cittadini veneti. Un ricorso allo Stato, perché comunque noi attuiamo tutti i piani del percorso giuridico, nessuno escluso, e ovviamente oggi ci troviamo nella condizione di aver esaurito tutti i piani interni. Grazie, e di questo li dobbiamo ringraziare, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, loro oggi ci permettono di adire le corti internazionali. Hanno giocato per noi. A quel punto sarà un parziale accendere i fari il nostro, ricordatelo, parziale, perché l'obiettivo sarà arrivare ad accendere quell'altro tipo di motore dal punto di vista politico. Nel frattempo è fondamentale che le attività di creazione della nostra gamba economica, come è stata più volte chiamata, si completino, perché è stato fatto molto, è stato fatto tantissimo, è stata aperta un'intera struttura di carattere internazionale che ci sta permettendo di operare a vari livelli, ma dobbiamo completare questa struttura e dobbiamo avere le risorse per alimentarla affinché funzioni a regime. Fatto questo, cari signori, siamo pronti per quella finestra che si è aperta di grandi cambiamenti e che prevede, ve lo ricordo, che Venezia sia il baricentro dei nuovi equilibri economici, politici e di civiltà. Questa volontà internazionale deve trovare in tutti noi, in tutto il nostro popolo, senza eccezioni, un'altrettanta volontà pronta a renderla un fattore di libertà, perché sappiate che se questi cambiamenti avvengono senza che noi mettiamo in atto tutta la nostra volontà, avverranno contro la nostra volontà. E non voglio inquietarvi, ma a quel punto potrebbero non essere più nel nostro interesse. Non è più il momento in cui la passività comunque ti garantisce una tranquillità, no. La passività oggi, nel momento in cui siamo chiamati ad essere uomini veneti, è un fattore negativo. Oggi non dobbiamo più fare uno sforzo, come dire, di carattere dilettantistico, ed è per questo che da oggi i volontari che vogliono contribuire, e io mi auguro che contribuiscano alla crescita e al successo del nostro progetto, diventano attivisti. Ovvero, nel tempo che dedicano all'Organizzazione per l'indipendenza del Veneto, sotto i vari aspetti, il loro contributo è di carattere professionistico. Ovvero, devono mettere tutti loro stessi. Non esiste che se tu dedichi un'ora all'indipendenza del Veneto, la fai aspettando che quest'ora finisca. Il tempo, quell'orologio che scorre, è la nostra prima e più grande risorsa. Ma attenzione, diventa la nostra condanna se lo sprecheremo. L'indipendenza del Veneto dipende solo dalla nostra volontà.
che deve essere quella che in un qualche modo richiamava prima anche Claudio Rigo. Non quella immediata, sì ci sono, ma quella sofferta dei 30 secondi dopo. Quella è la volontà vera. Noi veneti siamo dei leoni, ma questi leoni devono ruggire se vogliono portare il Veneto nella modernità. Dimostriamoci all'altezza dei nostri avi, dei nostri antenati, che hanno creato la più grande istituzione indipendente che nel tempo si sia manifestata. 1100 anni di civiltà, di indipendenza, di libertà e di gloria. Oggi, in un momento storico straordinario, ci possiamo dimostrare alla loro altezza, ma lo dobbiamo volere, e io sono certo che noi lo vogliamo. Evviva la Repubblica Veneta, evviva l'indipendenza del Veneto, evviva gli attivisti di plebiscito.eu, evviva tutti noi. Grazie.